Emergenza carceraria negli istituti penitenziari della nostra isola e anche nella nostra città, dopo le recenti proteste che si sono verificate in particolare a Lucciardone e al Pagliarelli di Palermo e anche in altre parti d'Italia per via anche delle restrizioni nei colloqui con i familiari da parte dei detenuti fatte dall'amministrazione comunale carceraria dovute al coronavirus. Sicuramente questa situazione ha fatto emergere la fragilità del sistema penitenziario, chiaramente, oltre a fatto dei colloqui e quanto altro potesse comportare, secondo noi un po' tanta mancanza di comunicazione con l'utenza sicuramente c'è stata e dobbiamo dircela tutta, abbiamo un po' sottovalutato la gravità ovviamente delle problematiche. La reazione da parte dei detenuti è stata alquanto anomala, è stata molto particolare, la reazione è stata talmente esagerata che negli anni non si è mai verificato fatti del genere. E sono dell'opinione che i benefici si ottengano non con le violenze e con le imposizioni, ma si ottengano con il dialogo. Sicuramente queste violenze, che poi sono reati, hanno fatto dei danni alquanto ingenti, hanno demolito reparti detentivi, dove che ovviamente ci vorranno sicuramente soldi per poter ripristinare quello che ovviamente è stato tolto. Riteniamo che i detenuti che hanno posto in essere queste reazioni vengano sicuramente puniti, anche perché lo Stato, grazie alla abnegazione della polizia penitenziaria, grazie al loro spirito di corpo, hanno reagito seppur con poche unità, vero, con la collaborazione anche di altri appartenenti alle forze dell'ordine. In poche parole, lo Stato tramite la polizia penitenziaria ha fatto sì di dimostrare che è presente, mentre negli ultimi tempi la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari è venuta meno, perché purtroppo con la vigilanza dinamica e quanti di benefici è stato dato all'utenza detentiva ha comportato ovviamente questi risultati, che non sono di poco conto. Ad Agrigento siamo stati fortunati, anche se un inizio di protesta c'è stata, e grazie al dialogo ovviamente da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, nonché anche degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, è stata sedata ancora prima del nascere. Delle concessioni, da quello che ho visto. Le concessioni ovviamente alla pari è stato dato, i colloqui venivano sostituiti tramite videoconferenze, tramite Skype, tramite eventualmente telefonate. Oggi i garanti dei detenuti sono usciti fuori che vorrebbero, almeno stamattina si legge, una telefonata al giorno, che anche lì chiaramente si va dall'eccesso al difetto. Forse non abbiamo capito o non hanno capito, noi lo abbiamo capito, che tutto quello che è successo è anche a tutela di una società diciamo ristretta, che è quella del penitenziario, a salvaguardia della loro incolumità personale, chiaramente.